Si è svolta ieri a Caltanissetta la festa della Lega, una piccola pontida ad accompagnare Salvini, i parlamentari nazionali e regionali del movimento, in particolare al suo fianco la parlamentare dell'Europea Licatese Annalisa Tardino, un programma ricco ed efficace che ha visto sul palco diversi momenti, il primo dedicato alla pesca, con protagonista l'assessore all'agricoltura Luca San Martino, nonché vicepresidente della regione, che ha voluto sottolineare i recenti bandi emessi dalla regione che vanno soprattutto verso la direzione dell'occupazione giovanile. Presente anche il presidente di Confagricoltura, l'agrigentino Rosario Marchese Ragona. Quindi è stata la volta dell'assessore Mimmo Turano alla formazione e alla pubblica istruzione, che ha parlato dei nuovi corsi della formazione professionale in Sicilia. A seguire Marianna Caronia, deputata dell'Arsi, intervenuta sulla recente approvazione del suo DDL sullo psicologo di base, accompagnato dal suo collega Figuccia, che si è intrattenuto sulla necessità delle riforme delle province. Ha poi parlato Annalisa Tardino, che ha fatto una sintesi del suo lavoro a Bruxelles, analizzando in particolare l'attuale momento difficile per l'immigrazione. Annalisa Tardino, la festa della Lega a Caltanissetta, cosa propone la Lega per la Sicilia? Sicuramente l'attenzione ai territori, non solamente le città importanti, definiamole così, Catania, Palermo, ma il centro della Sicilia. La Lega propone attenzione per il territorio, ascolto e soluzione dei problemi. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Quindi il leader Salvini, che ha in atto un lungo excursus relativamente in particolare ai fondi che ha stanziato per la Sicilia e la Calabria, strade, autostrade, ferrovie, e la grande opera, quella del ponte sullo Stretto. Ministro, lei ha detto una cosa molto interessante durante il suo discorso. Non pensavo, quando ho preso la tessera della Lega, di potermi trovare qua oggi. Guarda che spettacolo, una piazza piena con la banda e gli agricoltori nel cuore di Caltanissetta. E quando ho cominciato la mia attività politica nel mio liceo a Milano non avrei mai sognato di unire il paese, quindi lo sto facendo da ministro, portando strade, autostrade, ponti che la Sicilia aspetta da decenni, e sono contento di questo affetto, perché a me piace parlare coi fatti, e quindi che tanti siciliani si stiano avvicinando alla Lega per me è un'emozione. Come vede il futuro della Lega in Sicilia? Cresce, anche oggi abbiamo incontrato nuovi sindaci, nuovi amministratori locali, imprenditori giovani. Avere qua ragazzi di 18, di 20 anni, i giovani sono il futuro, quindi vuol dire che diamo speranza, progetto ed emozione, perché per me la vita, la politica è anche emozione, quindi certo ogni volta che vengo in Sicilia c'è anche il risvolto negativo del processo, perché io domani sono nell'aula bunker di Palermo a processo perché ho bloccato gli sbarchi, che era un mio dovere, non era un mio capriccio, però ne approfitto per unire a ogni processo una tappa siciliana, Caltanissetta, Licata, Messina, Trapani, spero presto anche a Lampedusa restituita ai siciliani e non occupata da altri, però ci rivedremo spesso e la prossima udienza è il 6 ottobre, poi mi sono impegnato a tornare in provincia di Caltanissetta entro la fine dell'anno per l'apertura della galleria della strada degli scrittori, anche qua che è qualche anno che fa penare i cittadini. Ministro, un'ultima domanda, Lampedusa sta vivendo un momento difficilissimo, oggi un post girava sui social e diceva lo hanno bloccato con il suo viso perché era l'unico che aveva capito cosa sarebbe accaduto. Durante il mio anno al Ministero degli Interni avevo ridotto del 90% gli sbarchi, però ripeto, mi sono guadagnato 2 processi, quindi strana la sinistra che prima manda a processo il ministro che blocca gli sbarchi e poi contesta il fatto che arrivino troppi immigrati. Allora, però con Giorgio e con gli altri stiamo lavorando e interverremo a breve con ogni mezzo necessario. L'obiettivo è aprire i cantieri del ponte estate 2024. Estate 2024, dopo 50 anni di chiacchiere, l'obiettivo è aprire i cantieri veri in Sicilia e in Calabria per dare il diritto alla mobilità a milioni di siciliani che lo aspettano da troppi anni.